Ciao a tutti e bentornati a 5 News, la videorubrica che vi racconta le 5 notizie più cliccate della settimana su qdpnews.it. Alla numero 5 troviamo il dramma sfiorato nei boschi di Campea a Miane. Colpito da un ramo mentre taglia un albero, settantenne trasportato a Treviso con l'elisoccorso. Alla numero 4, anche questa settimana, siamo costretti a parlare di nuovo di furti. Un buco nella finestra e girano la maniglia. Ladri in azione a Soligo. La terza notizia più cliccata della settimana ci racconta della tragica fatalità che ha colpito il giovane 23enne cisonese Mattia Pagnossato, titolare del ristorante e pizzeria Solo Mattia, colpito da una fiammata provocata dalla sua friggitrice e trasportato al Grandi Ustionati di Padova. Alla numero 2 troviamo la notizia della scomparsa di Angelo Vian, 55enne di Miane, spentosi in seguito ad una grave malattia alle ossa. La notizia più cliccata della settimana ci racconta della rocambolesca disavventura capitata ad una 25enne di Pieve di Soligo. Al semaforo, due giovani si aggrappano ad un furgone, scivolano ed uno di loro si infila nella sua auto. 5 News finisce qui, appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata.